Si appesantisce la situazione igienico-sanitaria nei 19 comuni del lato Gesa Agrigento 2, dove i rifiuti non vengono raccolti da oramai 10 giorni e la putrefazione della stessa spazzatura preoccupa l'azienda sanitaria provinciale. A Favara, la sede dell'Anfas di Viale Berlinguer, associazione che si occupa di assistenza ai disabili, ha momentaneamente sospeso le attività a causa della grande mole di rifiuti presenti davanti al proprio ingresso. Abbiamo dovuto sospendere le attività, ci ha detto la coordinatrice dell'associazione Mariella Schifano, perché la puzza sprigionata dalla montagna di rifiuti è diventata insostenibile. Abbiamo sollecitato la gente a non gettare rifiuti anche con dei cartelli, ma questa continua a depositare indisturbata. Proprio ieri pomeriggio volontarie dell'associazione hanno gettato dell'acqua sul grande cumulo di rifiuti. Abbiamo dovuto farlo, dice Schifano, per la puzza, per gli innumerevoli insetti e soprattutto per evitare che ignoti appicchino il fuoco provocando dei seri danni. Sempre a Favara, in vista dei riti della Settimana Santa, l'amministrazione comunale ha chiesto ai 51 operatori ecologici favaresi in servizio presso le 4 ditte che effettuano la raccolta per Gesa la rimozione dei rifiuti presenti lungo il percorso su cui si sviluppano le processioni del Venerdì Santo. Richiesta di lavoro che è stata rifiutata dagli stessi operatori che non percepiscono lo stipendio da quasi 3 mesi. Al municipio di Piazza Cavour una delegazione di lavoratori ha rivendicato il proprio diritto a percepire lo stipendio. Ora facessimi una cortesia lei a me e i miei figli non la portano a dire a Pulciano Venere Santo e i miei figli non vanno mai. Ma questo non è scusa, se tu ma capisci che ho capito che ha perso una dignità di quadri? Sì, avete ragione. Ancora mi giro un miliardo che gira a Pulciano paese e ma farà dire un capo spagna dei cristiani. No, non è vero. Chiedissimi una cortesia. Non ti posso dire questo bisogno. Per evitare che le processioni della Via Crucis e della deposizione del Cristo sulla croce si svolgano in mezzo ai rifiuti, si potrebbe percorrere la strada della richiesta di intervento alla Prefettura di Agrigento. Intanto il commissario regionale per l'emergenza rifiuti, Domenico Michelon, sarebbe pronto ad intervenire per porre fine alla grave situazione. 2 le strade percorribili, la prima è quella della precettazione dei lavoratori, la seconda invece potrebbe essere quella dell'affidamento ad altre imprese della rimozione dei rifiuti. Per questo pomeriggio alle ore 18 è stato programmato un incontro tra l'assessore regionale ai rifiuti, sindaci ed il liquidatore di Gesa, Teresa Restivo.